Però un evento importante è stato proprio nell'area delle donne. حدود 7 سال پیش Da circa 7 anni تعداد قبول شدگان زن در دانشگاه بالای 60% il tasso di crescita, il tasso delle donne accettate all'università è stato superiore al 60%. مدیریت‌های میانی جامعه وقتی من آمدم 3% زنان در اختیار داشتن. Nei campi direzionali, quando io sono diventato presidente, il 3% era composto da donne. Quando io me ne sono andato è stato il 17%. Un certo numero di rettori delle università sono donne da noi. من خودم مدیران زیادی از شرکت‌های بزرگ که پاناما بودن تشویق کردم. Io stesso ho confermato la dirigenza femminile di moltissime grandi aziende. برای اولین دفعه 2 خانم را به کابینه خودم بردم و جزو کابینه دولت بودم. Per la prima volta ho portato 2 donne nel gabinetto del mio governo. با رفتن آموزش عالی و مؤسسات فکری به شهرهای مختلف امکان تحصیل خانم‌ها بیشتر فراهم شد. Abbiamo aumentato in modo consistente le risorse a disposizione delle studentesse fuori sede. ولی قبول میکنم که هنوز هم اون چی که زنان ما شایسته اون هستن برای رسیدن اونجا فاصله داریم. Però sono d'accordo con voi, le donne nel nostro paese non hanno ancora quello che si meritano. ولی یادتون نده که در همسایگی ما که اتفاقا حکومتش از همپیمانان آمریکاست زنان هنوز حق رانندگی ندارن ولی در ایران هم در دولت و هم در مجلس به تنها حق دارن خیلی هم مدعی هستن و شرکت. Ma ricordatevi di una cosa quando pensate a questo problema, in un paese vicinissimo a noi, che ha anche ottimi rapporti, anche un accordo con gli Stati Uniti d'America, le donne non hanno ancora il permesso di prendere la patente e nel nostro paese invece non solo hanno un ruolo attivo in politica e nel processo, ma rivendicano anche molto. Quante domande ancora disponibili ad accettare il Presidente? Una. Se la devono contendere 2 donne. 2 donne se la contendono. Grazie. Eccola qui. A tutte e 2. Presidente, sono stata veramente commossa dal suo discorso. Mi permetta che vi dica che lei ha volato veramente alto. Non faccio troppi complimenti che poi non ci credo. Ma ci vogliono questi complimenti perché questo è stato un discorso illuminato, spirituale e nei lipuziani italiani in Occidente abbiamo bisogno di persone come voi. Grazie. Volevo attrarre la sua attenzione su un piccolissimo libro che ho avuto l'onore di conoscere, fatto da 2 donne. Questo libro si chiama Make Terrorism History, fai che il terrorismo diventi storia. Questo è un piccolo libro scomodo, fatto da 2 donne, che probabilmente avrebbero potuto diventare premio Nobel. Ma come donne forse hanno avuto uno svantaggio in tutto questo. È un libro che parla che noi occidentali dobbiamo capire l'umiliazione che abbiamo dato nel nostro essere colonizzatori del mondo
vorrei concludere, lei non ha bisogno di leggere questo libro, però, visto che conosce i potenti, suggerisca di leggere questo piccolo libro di 80 pagine che si chiama Fai il terrorismo diventa storia, sulla voce poi di quel grande discorso di Nelson Mandela fatto a gennaio 2 anni fa, fai che la povertà diventi storia. Grazie. پیشنهاد بسیار ارزنده است و با افتخار قبول می‌کنم. È una proposta eccellente, l'accetto sono onorato di accettare.